Ed eccoci, il più cordiale dei saluti vi arriva dalla terza pagina, l'Elzeviro della cultura, di questa emittente che si occupa di informazione locale. E a questo proposito vi proponiamo il trio Acelum, composto dal violinista veneziano Carlo Lazzari, dai fratelli Silvestro alla viola e Walter Favero al pianoforte. Diplomatisi rispettivamente nei conservatori di Venezia, Padova e Castelfranco, si sono successivamente perfezionati con grandi maestri Zanettovic, Accardo, Asciolla, Christ, Masi, Ciccolini, così solo per fare qualche nome. Li accomuna una grandissima amicizia e la voglia di affrontare, oltre al repertorio classico, anche trascrizioni desuete o poco frequentate. E il programma che hanno presentato per questa puntata ne è una dimostrazione. Infatti iniziano con l'esecuzione della terza sonata per viola da gamba BWV 1029 di Johann Sebastian Bach, scritta dal genio di Eisenach per la viola da gamba, strumento assai in voga in quel periodo barocco. La sonata viene abitualmente eseguita sia dal violoncello che dalla viola. Di Mozart poi eseguiranno ben tre importanti composizioni. La prima è la sonata K296 in Do maggiore per violino e pianoforte. Seguirà il primo movimento del duetto per violino e viola K423 e a concludere questo trittico mozartiano il trio Acelum eseguirà il celeberrimo Trio dei Birilli, scritto da Mozart per l'allieva Franziska von Jachin, pensato per clarinetto e viola e pianoforte ovviamente. In questa occasione la parte del clarinetto sarà affidata al violino. Il programma terminerebbe con la famosa e virtuosistica passacaglia di Handel Halvorsen per violino e viola, in questo caso eccezionalmente accompagnati dal pianoforte. Ma ve lo dico subito, ci sarà poi anche un delizioso bis. Il concerto si concluderà con l'esecuzione della canzone d'amore spagnola di autore anonimo. Godetevelo perché c'è da goderselo. A dopo.
Ci siamo divertiti e ci siamo divertiti con 3 grandi professionisti, Carlo Lazzari, Walter al pianoforte e Silvestro Favero alla viola. Ci hanno fatto ascoltare di Johann Sebastian Bach la sonata per viola da gamba numero 3 BWV 1029, Mozart con la sonata in Do maggiore K296 per violino e pianoforte, il duetto per violino e viola in Do maggiore K423 e il trio dei Birilli in Mi bemolle maggiore K499. Per concludere, anzi, prima di concludere, la passacaglia per violino, viola e pianoforte di Handel ed Halvorsen, notissima, e per concludere sul serio il bis con la canzone d'amore spagnola di Anonimo per violino, viola e pianoforte. Concerto delizioso, che altro dire? Ce lo siamo gustati e con piacere. Grazie, alla prossima.